Ciao, buonasera ragazzi, come state? Tutto bene? Voglio una risposta, non voglio il silenzio. Tutto bene? Tutto bene. Sì? Ok, mi fa piacere. Vi faccio alzare subito perché là dietro siete troppo distanti e non vi vedo perché sono miope, quindi più avanti. Sedetevi più avanti. Dai, venite senza paura, mai paura ragazzi, dai. Non vi mangiamo. Si è spostato solo Gabriel, Rimango qua finché non mi spostate. Dai. Da Alessia, Vittoria, Iris. Dai. Ok, va bene così. Buonasera a tutti di nuovo, anche per noi tutto bene e sono contenta di essere qui stasera con voi di nuovo. E partiamo adorando il nostro Signore come sempre. La prima canzone è Dio tu sei buono, la conosciamo tutti, e quella dopo è una nuova. E quindi niente, vi guideremo in adorazione e spero che in questo momento possiate lodare il Signore insieme a noi, pensando a Lui, non a questo momento. E alzatevi, alziamoci in piedi per adorare il nostro Signore. Tu sei buono, la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono, la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Dio, tu sei buono, la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono, la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono più lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare
sono tu. Ok, vi ho visti molto vivaci, veramente. La prossima canzone rispecchierà un po' di più il vostro animo di questa sera, perché è un po' più lenta. È una canzone nuova, come ho detto prima, si chiama Buon Padre. E leggendola e cantandola ho visto che tocca vari punti. Per esempio tocca il punto di ho sentito molto parlare di te, ma poi ti ho vissuto, perché dice ho sentito molte storie che di su di te, ma nella notte tu mi hai parlato al mio cuore e mi hai detto alcune cose. Oppure parla di ho visto molti cercare te, di cercare delle risposte lontano da te che non ti appartengono, però io so che ogni risposta proviene da te. Quindi è tutto so quello che gli altri dicono di te, però io ti ho vissuto, ti conosco, so che sei un buon padre per me. E spero che questa canzone possa parlare a noi come ha parlato a chi ha scritto questa canzone. Io so di mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore, mi hai detto che ti do gioia e che sei sempre con me. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Ho visto molti cercare risposte lontano da te, ma so che ogni risposta proviene solamente da te. Conosci tutto già prima che parliamo con te. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via. E noi
ringrazio per la possibilità che ci hai dato di essere qui, di essere insieme, di lodarti a te, Padre. Ti ringrazio per queste canzoni, per le esperienze che queste persone che hanno scritto, le canzoni che hanno avuto con te, Padre. E ti ringrazio perché in questo modo possono passarle a noi e a tantissime altre persone e possiamo sempre conoscere nuovi aspetti di te, del tuo carattere, del perfetto Padre che sei, Signore. Ti chiedo di benedire questa serata, che tu possa parlare ai nostri cuori e ti ringrazio per la persona che porterà oggi lo studio, la parola e che possa essere veramente di benedizione, Padre. Amen. Potete sedervi. Microfono? Ok, ottimo. Buonasera a tutti. Buonasera. E benvenuti alla nostra riflessione di questo sabato. E voglio ovviamente iniziare pregando in modo che lo Spirito Santo ci possa parlare con questa riflessione. E Signore, io ti voglio ringraziare per questo incontro, Signore, ti voglio ringraziare per la lode, ti voglio ringraziare per questo messaggio, per la testimonianza di Sara, che anche se ha vissuto migliaia di anni fa, Signore, lei ancora oggi è una testimonianza potente della fede in te, Signore. Lei è nella Bibbia riportata tra le eroine della fede, in Ebrei 11, Signore. Noi questa sera vogliamo imparare da lei per essere come lei. Guidaci, Padre, guida i nostri cuori a essere aperti alla tua parola, che tu ci possa parlare e che noi possiamo cambiare secondo la tua volontà, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Padre. Amen. Quindi parliamo di Sara oggi, e Sara e Abramo si sposarono quando Abramo era ancora a Ur dei Caldei. Se leggiamo i capitoli in cui si parla di Abramo in Genesi, vediamo che Sara è probabilmente accanto ad Abramo quando lui va a Canaan, no, senza probabilmente, quando lui va a Canaan era sicuramente con lui, quando lui va in Egitto, e la cosa causa non pochi problemi. Dopo è stata sicuramente vicino a Abramo quando lui è dovuto andare in guerra per salvare suo fratello Lot, quando Melchisedec benedisse Abramo, quando Dio promise ad Abramo una discendenza vasta come le stelle del cielo. Quindi Sara era accanto ad Abramo mentre tutte queste cose strepitose accadevano, mentre Dio gli diceva: prendi e vai verso una terra sconosciuta e vai e combatti in questa guerra. Tutte queste situazioni che Abramo ha vissuto, Sara era lì, vicino a lui. E quindi Sara conosceva sicuramente Dio, visto che era stata vicino a Abramo. E però, nonostante questa conoscenza che lei sicuramente aveva, lei fece un grande errore che tutti noi conosciamo. Lei non ebbe fiducia in Dio. Lei forse non si è fidata della promessa che Dio le aveva fatto, pensando che fosse impossibile che Dio le desse un figlio a 90 anni. Sì. Forse lei non si è fidata dei tempi di Dio, pensando che ok, metti che Dio miracolosamente mi dà questo figlio, ma me lo darà troppo tardi, me lo dà tra 10-20 anni, io sarò troppo vecchia, io morirò subito dopo. Forse non si fidava per questo. Nel capitolo 16 vediamo che Sara accusa il Signore della propria situazione, dicendo: il Signore mi ha fatta fertile, e convince Abramo ad avere un figlio attraverso la serva Agar. Persino Abramo era incredulo, e nel capitolo dopo lui ride della promessa di Dio. Nel capitolo 18 invece è Sara a ridere.
Quindi vediamo che Dio arriva, fa una delle promesse più grandi e famose della Bibbia. Il ricevitore di questa promessa ride e sua moglie ride. Non è stata presa decisamente bene questa cosa. Ma Sara e Abramo si sono comportati come io mi comporto molto spesso e come anche tu che mi ascolti alle volte ti comporti. E quindi questa è una delle promesse di Dio, ma la Bibbia ne riporta tante. Questa valeva per Abramo e Sara. Quelle che riporterò nella prossima slide sono alcune di quelle che valgono per noi. Spesso noi non crediamo a queste promesse, io ovviamente per primo, e qui vedete gli esempi di cui vi parlavo. In questi versetti Dio ci parla di futuro, ci promette un futuro, ci promette una speranza. Ti promette di starti vicino se tu ti avvicini a Lui. Ti promette di camminare di fronte a te, di essere la tua guida e di essere insieme a te. Ti promette di non lasciarti e di non abbandonarti mai. Okay. Problemi tecnici, scusate. Ok. Quante volte ci perdiamo d'animo? Quante volte tu ti perdi d'animo? Quante volte sei in preda alla rabbia e alla tristezza e ascolti i pensieri negativi che hai nella tua testa? Vedi solo il peggio che ha la vita da darti e lasci Dio completamente fuori da ogni tuo calcolo, da ogni tuo pensiero, da ogni tuo ragionamento. E rimani a macerare, rimani lì insieme ai tuoi pensieri che ti trascinano sempre più giù e stai sempre peggio. Non so quanti di voi hanno vissuto questa situazione, ma io ne parlo perché ho vissuto questa situazione nelle ultime settimane, durante il periodo di Natale. Ho avuto dei problemi personali e la mia reazione non è stata cercare Dio. Non ho cercato Dio, non ho ascoltato la sua voce, mi sono completamente disinteressato da Lui. E quindi io ero in un periodo molto brutto, Dio l'ho lasciato completamente fuori dalla mia testa e quindi lo spazio nella mia testa se l'è tranquillamente preso Satana, che ha fatto quello che ha voluto dei miei pensieri. E io mi sono ritrovato ridotto all'apatia, semplicemente disteso a letto a fissare il muro, convinto che il malessere che provassi, quanto male stavo, me lo meritassi alla fine. Era giusto, meritato, e quindi non dovevo fare qualcosa per mandar via quel male, perché era giusto che stesse là, non era sbagliato, quindi non dovevo correggerlo. E Dio non vuole questo per noi. Non è quello che Dio vuole per me, non è quello che Dio vuole per te, se hai vissuto qualcosa di simile o se lo stai vivendo. Dio ci parla di amore, Dio ci parla di grazia, Dio ci parla di perdono. Dio ci promette la salvezza e la vita eterna. E l'unica cosa che ci chiede è di avere fede. Fede che Dio agisce anche quando siamo nel periodo più buio. Fede che Dio vuole la nostra salvezza anche quando noi non pensiamo di meritarla. E vorremmo che Dio ci stesse lontano, gli diciamo: Dio, non perdere tempo con me, non lo merito, stammi lontano. Questa è la fede che hanno avuto Abramo e Sara. Nonostante fosse difficile, nonostante loro stessi dubitassero e ridessero di quella promessa, nonostante questi dubbi, ok, nonostante i loro dubbi, loro hanno creduto in Dio e ciò che Lui era in grado di fare. Se alcune settimane fa io mi fossi aggrappato alla mia fede e avessi dato a Dio la fiducia e la fede che Lui merita e che gli è dovuta, che noi gli dobbiamo, sarei stato molto meglio di come sono stato e sarei uscito molto prima da quel buio. Dio esiste e le sue promesse sono vere. Lui è fedele e se qualcosa la promette, la fa. Siamo in una chiesa e sembra banale dire: ah sì, Dio esiste e ciò che dice è vero, sembra scontato. Ma io per primo
3-4 settimane fa mi sono dimenticato di questo. Ho messo Dio e le sue promesse da parte. Ho completamente ignorato ciò che lui diceva e la sua fedeltà. Quindi no, non è mai inutile ripetere questo messaggio, che Dio esiste, è fedele e non importa in che situazione sei, quanto pensi che le cose vadano male, Dio è insieme a te. E quindi io invito me stesso per primo e tu che mi ascolti ad avere fede, la stessa fede che hanno avuto Abramo e Sara. E quindi io voglio che tu ti chieda nel tuo cuore, chiediti a te stesso, senza dirlo a nessuno, non c'è bisogno, a quale promessa di Dio non credo? Quale situazione della mia vita io ho deciso che è irrisolvibile? Io non ci posso fare nulla, Dio non ci può fare nulla, questa situazione è così e basta. Pensa a quella situazione, tienila bene a mente se ce l'hai e ricordati di Sara, una donna sterile, la Bibbia dice che era sterile, non poteva avere figli e lei all'età di 90 anni ha partorito suo figlio. Dio è onnipotente e se tu glielo permetti farà grandi cose nella tua vita. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per questa parola che ci hai portato oggi. Signore, io ti ringrazio perché nonostante noi manchiamo, nonostante noi non abbiamo fede, nonostante noi molliamo, ci stanchiamo, Signore, tu non molli mai. Tu sei sempre fedele, sei sempre accanto a noi, anche se noi ti abbandoniamo, ti voltiamo le spalle e poi torniamo indietro, sei sempre lì ad aspettarci con un sorriso e le braccia aperte. Io, Signore, ti prego che questa sera noi possiamo imparare ad essere come Sara e come Abramo. Nonostante i dubbi, che impariamo ad avere fede, che noi impariamo che tu sei un Dio di promesse, un Dio che esaudisce le sue promesse, che fa quello che dice. E ti prego, Signore, che noi possiamo vivere con quest'idea, sapendo che noi siamo tuoi, Signore, e che tutte le tue promesse nella parola si realizzeranno, Padre. E ti ringrazio per questo bellissimo messaggio e per questa grandissima speranza. E io ti prego così, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Amen. Io saluto chi ci ha seguito da casa e vi invito a seguire il capo del vostro gruppo per la riflessione.